Ciao, buongiorno. Speriamo che il pensiero di oggi vi piaccia. Non dimenticate di lasciarci i vostri commenti. Scriveteci da dove venite, da dove ci ascoltate e se avete dei suggerimenti vi ascoltiamo. Pensiero del giorno, martedì 9 settembre. Essere causa di gioia. Il nostro ideale ci ha sempre insegnato che la carità verso il prossimo è fonte di gioia. Siate sempre gioiosi. Dobbiamo essere sempre contenti. In definitiva, dobbiamo essere noi stessi. Qualche giorno fa, una persona mi ha chiesto se il sorriso e la gioia sono un punto della nostra regola. Non è così, ma si nota sempre che la gioia è un tratto distintivo dei membri del nostro movimento, proprio perché la loro vita è amore. Più ardente è l'amore, più aumenta la gioia e più ne avremo da donare al mondo. Martedì 9 settembre. Essere causa di gioia. Chiara Lubich, L'amore per il fratello. Città Nuova Editrice. Parola di vita, settembre 2025. Rallegratevi con me perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Vangelo secondo Luca, capitolo 15, versetto 6. Non dimenticate di lasciare un like se vi piace e di abbonarvi e di consigliarlo a qualcuno. Ottimo, vi aspettiamo anche domani. Abbracci e cordiali saluti.